del collega senegalese che qua da 10 anni ha una famiglia e figli che vanno a scuola e che comunque ha anche degli impegni sociali e economici sui nostri territori. Quindi questo non vuol dire che il Veneto non è più il Veneto ospitale di prima, aspetta no. È il Veneto dell'ospitalità che conosce l'emigrazione, che ha più immigranti oriundi veneti fuori dal Veneto che in Veneto. È un Veneto che comunque però deve guardare con coscienza, leggendo la Costituzione repubblicana, e dice prima vengono i cittadini, no? E i cittadini, chi sono questi cittadini? Coloro che comunque hanno fatto qualcosa per questa comunità. E noi non possiamo non dimenticare, anzi non possiamo dimenticare che il 5% del prodotto interno lordo del Veneto è dato da lavoratori per bene immigrati in Veneto. Però è altrettanto vero che oggi non c'è più posto. Quindi se qualcuno vuole ancora bussare alle nostre porte, io penso che questa sia una riflessione condivisa, per un fatto anche umano, etico, morale, dobbiamo dire guarda caro signore, non c'è posto per te. Questa è la posizione che io mi sento di proporre. Ovvio è che poi il Veneto ha anche il grande tema, e lo vorrei toccare, siccome è stato toccato all'inizio dal consigliere Puppato, il tema della committenza. È vero che noi perdiamo competitività perché magari non abbiamo le opere pubbliche, perché magari non abbiamo oggi quelle opere che magari ci permettono di essere più competitivi, penso all'alta velocità. Però è altrettanto vero che qualche colpa ce l'abbiamo anche noi, perché se oggi non c'è il trenino che va veloce, non è colpa dei lombardi perché ce l'hanno, e del dualismo Veneto-Lombardia, è il problema di quelli che c'erano prima, e non mi riferisco a un'amministrazione fa, 2 amministrazioni fa, 3 amministrazioni fa, ma mi riferisco a quegli anni nei quali, magari durante gli anni dello splendore, potremmo parlare anche di date, e rischierei anche di far nomi anche magari scomodi che non sono proprio tutti dalla parte della balena, ma anche dalle altre parti sull'alta velocità. Quando si diceva al Veneto e ai veneti noi non vogliamo l'alta velocità, i più saggi, non dico i più anziani, si ricorderanno gli articoli sui giornali che ancora sono agli atti, noi non la vogliamo l'alta velocità, mai in Veneto. E c'era qualcuno che diceva queste cose qui 10 anni fa. 10 anni fa parlando di... Quindi da un lato perdiamo di competitività perché non abbiamo le opere, dall'altro dobbiamo comunque rappresentare, come accade negli primi anni 90, l'elemento per la committenza pubblica, perché se riusciamo a dar vita a quel circolo virtuoso di opere pubbliche sul territorio, di quelle opere che comunque penso al grande appalto della Pedemontana, 2 miliardi di euro se non ricordo male, ai 2 miliardi e mezzo di Porto Tolle, 3.000 lavoratori per 5 anni, e alla Romea commerciale, tutte quelle opere che comunque noi abbiamo programmato, anche questo è indotto per il territorio. E non dimentichiamo poi tutto quello che i privati propongono agli enti pubblici, che non sono solo Regione del Veneto, sono tutti i comuni, tutti quelli che comunque hanno i progetti di finanza e quant'altro. Anche questa dovrebbe essere una stagione virtuosa che noi dobbiamo assecondare. E i costi della politica, e poi lascio agli assessori parlarvi delle tante attività che abbiamo messo in piedi, che comunque sono lì, cartografate, leggibili. Noi abbiamo tentato già di avviare questo processo, il vicepresidente con la riformulazione della macrostruttura, della pianta organica, di tutto quello che rappresenta le assunzioni e i nuovi contratti. Siamo passati da una proposta di 13 segretari regionali a 7 segretari regionali, la volontà di diminuire le direzioni, quindi dare una contrazione in generale alla dotazione organica. Non ultima anche la volontà di dotare questo Consiglio, che magari qualcuno considera poco influente per la ripresa economica, ma io ci credo fino in fondo, e ringrazio il consigliere Tesserin, il presidente Tesserin per quello che sta facendo, rispetto al regolamento e allo statuto. Io non sono convinto che lo statuto e il regolamento siano due provvedimenti della burocrazia che non abbiano nulla a che vedere, presidente Tesserin, con l'economia. Sono convinto che se qui una proposta di legge che dà una risposta ai cittadini che lì fuori soffrono e lavorano può diventare legge in 2 o 3 mesi e non vedere mai la luce, sia comunque una grande risposta sotto il profilo economico. Chiudo, guardate, non mi dilungo oltre, voglio solo ricordare che poi noi all'orizzonte dobbiamo anche valutare, potete avere anche le vostre perplessità, le vostre riserve, però io la voglio vedere positivamente. C'è un governo che ha già varato 2 decreti attuativi sul federalismo fiscale, arriverà il terzo entro
fine estate, c'è già un accordo con i comuni, c'è la volontà comunque di fare una riforma che non sarà una riforma poco dolorosa, sarà una riforma che comunque ci vedrà proiettati in un futuro che deve essere assolutamente quello del federalismo, ovvero dell'allocazione delle responsabilità, di non essere più una scelta ma una necessità, di tutto quello che noi sappiamo del federalismo fiscale. Ho sentito Bond che prima citava Friedman, vi lascio con questa citazione che mi è venuta in mente quando Bond parlava di Friedman diceva una cosa, ed è esattamente la cosa che noi ci dobbiamo porre. A Friedman un giorno chiesero, Friedman era premio Nobel dell'economia, un giorno gli chiesero se ha più bisogno uno che ha o uno che non ha. E Friedman rispose, ha più bisogni uno che ha avuto e non ha più. E noi rischiamo di trovarci in questa situazione, di avere avuto e di non avere più. Grazie. Grazie al Presidente Zaia.